Su e sopra il palco e malora, noi problemi li lasciamo fuori. E chi che ne vuol ben, e a chi che ne vuol mal, noi che cantemo, evviva il nostro festival. Donne! Oh donne! Ah donne, vedi qua come siamo! Avrà siete nelle novelle chi che le ha inventato. Siamo pieni a casa e mai nessun cuore. A venire fuori, Dio mio, che vuole parlare. Mario, cosa se sempre ti zigli? Tu non senti niente. Ma come non sentivo? Siamo qua. Eccone, Sentese! ai ordini. Di roba seria si parla qua. Sì. Si parla di roba seria. Sì. Domanda devo ammazzare il porco. Come? Dio mio, ma già un mese parliamo di sto porco. Già, tirei i freni un poco. Piccola, ti sono nuova qua e non ti sa come che va le robe. Marcare il porco su una grande procedura e che vuol che sia tutto pronto. Ti ha capito? Ti ha chiamato Gianni? Ma sì, il sa già 10 giorni fa che ho detto che viene. Ti ha chiamato Gianni? Sì, lo chiama. Ma non chiamare che viene subito. Ma adesso, come è matta? Ma che dire che viene? Se è notte, non vado di notte fuori. Ma come no? Adesso dica subito che viene qua che parliamo. È roba seria. Insomma, tutti viene vecchio. E ti... Vado, ah. Chi verrà a tenere il porco domani? Chi vegnerà? Allora, vegnerà Franco, vegnerà Mario, Mario, sì, Franco, buon, vegnerà Dino Culfio, buon. Italo, mio cugino Italo, così bravo che sei. Ma mi se viene in Italia non ne basta 5 litri di trappa a cutremo il porco. Prego, su, ma sta bravo. Scusi, ma questo è tutto vecchi. Ma cosa nessuno dei giovani non viene su sto evento? È piccola mia, ma quanti giovani bisognasse che te vieni su sto evento? Non te basta il nostro nipote? Una bella roba, oh Dio mio. Piccola, ascolti, ma mica ti dico. Sì. Per ammazzare il porco che vuole esperienza. E i vecchi sa dove tenere e dove porre. Che si imparerà col tempo. Oh, ma se dice voi che è così. Non so. Che sta a chiamare Gianni? Eccolo. Addio mio. Eccolo già. Oh, buonasera signor Mario! Buonasera. Ma come sei? Ma guarda qua, gollotta con queste donne. Se io qua tua gnora, l'ha detto che vieni qua, cosa sei? Senti, Senti. Che mi sento qua? mettete lì, mettete Che lì. belle sedie che avete. Sì. Non si alzano Ah più. sì, ma mamma mia, ma chi è sta bella creatura? Ma santa dai, vieni che ti dà un bacino, amore, vieni. Aspetta, non Mamma mia. Di questa vecchia è la sei gelosa, ma cosa? Non penso. Non sei noriscio. Mamma mia. Ma, Andisa mia, Sì. così bella gnora che ti ha. Brava sicuramente. E tu figlio, il gabbero davanti che la porta a casa. Ah. Sì. Speriamo che se la papuzzerà via presto. parole sante, Dove bevi in sta casa? Ascolta Gianni, Dimmi. se è buono che se l'ha portata mio figlio a casa, questa. Dove l'ha trovata non so. Ah, No. Ludo come la trova a me? Sì. Amica, avessi piacere sapere il vostro marito dove me la trova voi. Mi scommetto che eri il primo premio sul torneo del Mora. Sì. Ecco. Ma va, basta. Ma buonasera! eccola. Buonasera! Ciao. Ma ho visto Gianni sul tardi che viene ste ore, ho detto, ma sta chi male? Ma che vengo No, ti può andare, non sta nessuno. Nessuno sta Ti male. può andare via. Che bel caldo che aveva qua. A che stago? Che stago un poco in compagnia. Va a casa, te prego. Proprio a te ne mancava. Con freddo, a casa con tutti i calcagni alzati. E non solo, perché mi scaldo un po'. Non farei.
Mario, noi. Alla seme. Mario, non ti bevi? Bevo, ma quando non me la fa neanche il perde fiato. Ascolta Gianni, Dimmi, Mario. parliamo robe serie. Sì. Ti ha fatto il tuo dovere? Mario mio, tutto fatto qui oggi serati. Ti ha qua. Sì. Ti fa piccola mia. Mamma mia, non si può ben capire. Ma cosa bisogna guardare prima di mettere il porco? Aspetta allora, ma Piccia, guarda, non vuoi strazzo qua, ma ti ciaparà una per la bocca. Chissà cosa. I curtei se il cortei, ma cosa ti pensavi? Cosa come matti in sto caso? I curtei. Ma Dio mio, neanche a questo non la sa, ma te prego, guarda cosa ne segno in casa, te prego. Sì. Questo disegno in casa, a ti te vedi, ma questo è perché ti tieni mea. Sì. Ma te prego, Questi vedi? Mi sempre pensavo che me giocava a me, e invece... Ci potrà fare. Ah sì. Signora Peppina, che conto? Mi sono sai da poco in sta casa. Però che posso dire che il vecchio gamer si salvava! E dico mille sì. Sì, vero sì. Comincia a regolare, ma punti. Ben, sai cosa? Già che sono venuto qua, Sì. che non se cerchiamo domani, avevo pronta tutto. A me sì. Sì. Allora, Contime. aspetta, me parla. Allora dobbiamo buttare i legni, Sì. la paia, Sì. Che sei tu? Sì. la tola Per i budei? per i budei, Sì. l'uncadin per la sangue, pulcazione, sa? Sì, sì. Questi medici che ne sono in casa, guarda. La sarà incinta, la sarà. Ma Va avanti, va Sì, avanti. sì. E sa quel che si picca la testa, quel il ganzo. Ah sì, è la calgera che non dice. La cagliera che Sì, vuoi. sì. aspetta, Sì. 5 litri di trappa. Poco sarà. No, Ma te prego una... Polizzana, pizza. Ma chi 5 litri? Ma per mio cuginita lo. Ah, se viene lui 10 che sono. Ah, sì. Sì, ecco, ti ho visto. Bose, ma ti ricordi quell'anno che avevamo messo a scaldare l'acqua e la cagliera era scusata? Ti ricordi? Ah sì, ma non la spande più, sa? No. Ti Devo vedi? governare. Ma mi non volevo per quello, ma ti sa che l'abbiamo portato a mia tia a riparare di genio? Sì. Ti ricordi? Ma non mi Non ti ricordo. ricordi quella bella donna che entrava per casa con quelle dozzette così? Sant'Antonio nera, così bella, con i capelli lunghi. Mamma mia. Me la ricordo, sì. Te la ricordi? La aveva due, e anche le calgere non le stava. Guarda, Grande, te non l'ha messa. Aspetta. Ah, qua, guarda qua. Ti porto le metto qua. E degli altri che piace, alle mie. Ma cosa avevi sta casa? C'è tutti ciappati dei strilli. Anche a te non E la so. tia. Freccio. Mario mio, mi 5 tiri che avessi da per averla una notte con me. Quella nera. Tanta. Dai, te prego, sta zitto, questi tiri, queste... Sai cosa? Di mattina alle 5, che vuol che si impie, papuzzemmoci a dormire. Sì. Ah, ma ne avremmo ancora un conto che va tutto il mondo. Sì, Mario mio. Allora, bebè, noi andiamo. Viva noi! Oh, po'. Non si capivo, sai, ma... Basta là. Poco, sì, come se mata il porco. Che ora ti ha detto domattina? Mi sono le 4 sveglie sicuro. Ma che 4, basta le 6. Mi sono pronto. Ma cos'è qua? E detto le 4 che si alza, le 6, ma dove? Baroni! Pensa che neanche sveglia, hai dormo. Boh. Baroni! Ma dove sei? Oh, Peppina! Gianni mio, mamma, Cosa era?
Ma che ora sei? Ancora non sei sveglia? 6:15. Ma non dovevo ammazzare il porco oggi. Ma ti vedi, mi non so, dormi tutti qua. Baroni, buongiorno! Baroni! C'è chi sveglio in sta casa? Boh, Ma ti vuoi vedere chi sta male? ti pensi? Ma sì! Ma che abbiamo bevuto poco ieri sera. Ma... ve conosco. Ah, Che avevo pieno e sarà tutti secchi imbriaghi. Anche le donne, ti dico. ma no! Baroni! Partite sempre tutti Baroni! imbriaghi. Ma cosa sei qua? Ma chi zicca? Mario mio, guarda, sei quasi 7 ore e ti cadito le 4. Sei 4 e mezza? Sì, ma sono qua l'orologio. Ma dove ti sono? Ma ti capisci svegliare? Ti non capisci? A te chi sono? che se non vedete? ci svegliare. E come no? Tu che lo ho messo? Ma cosa fatti un po' come te? Sempre ti imprometti che ti me lo metteranno e niente. Se ormai la pausina. Ma dalla mattina scummetiere! Ma che ne sentire anche i vicini, te prego. Ma che... Ogni mattina corre quasi per la casa, stamattina no. Le 4, le 5 si sveglia. Oggi è a dormire. Mi dormi? Sì. Tutta la notte sveglia, forse che ho fatto E perché un mi sei pisullotto. cansato? Ho fatto un pisullotto Sì, adesso. povero, sì, sentivo, sì. Ma facile adesso. Sì. Ma chi tirerà il porco sarà nervoso. Di quella stalla tanta gente che sa passare per strada così piccia. Dobbiamo vestirsi. Mi dico che stavolta la gave proprio per Ah, aspetta. Ma stavo Muovesse, bevemmo caffè e andiamo, su. Stiamo sempre pronti. Mamma mia, ma voi dove? Ascolta, Piccia! Piccia! Faghe lui Gianni il caffè finché si vestimo, faghe il caffè. Ma cosa proprio mi devo? No, le gara mia de Fontanona! Dio mio, ma solo mi lavoro in sta casa. Ma per dove l'aveva messo? Piccia, amore. Ma cosa sola ti dormi? Ma sola, sì, lasciami star sola. E dove sei quel tuo schincapene, quel tuo moroso? Te prego. Ma sturla, anche mi do che sono vignuda. E cosa era? Ma pensa! E se andò a comprare l'armonica, L'armonica? Sì! Sant'Antonio, con tutti sti bei tasti che ha qua, per figurarsi, e lui da comprare l'armonica. Sì! E ho detto, mi detto che avevo più cosa a fare, mi vado a comprare l'armonica che suonerò firu. Ma allora adesso serio sto? Te prego! Oh, mamma mia, signor mio, mi suonassimo tutte le bande della la marcia delle bande. È vero, tutto Tutte, fatto. anche la marcia funebre facile. Sant'Antonio, guarda che buttoni qua. È vero! Mamma Ma mia. se divertiremo insieme a... Mamma mia. Dio mio! Ah, mio sono. Ma sturla, sono bevaremo andata. il misto invece di caffè fa meglio. Sì, che non te va oltre, aspetta. Dopo la vezzigarà che non so neanche il caffè, non sono fare. Aspetta, Ma tutti quei vecchi gentricosi si Ma sempre. te prego. Io ho visto che la vecchia è una sigilosa. Ma la metti sotto occhio come te prego, so. per cane. Mamma mia. E suonassimo piru. Mamma mia, signor mio. Sì. Guarda che se la vecchia, guarda. Piccola! Ancora non ti ga vestito? Adesso E ti vado. suonassi fiu, è vero, mi parli che ti ga suonasa tutti i tasti te. Cosa si dice Mario? Sei ora che andiamo? Mi dico, Andai su. mi caffè con bevu. Allora, ti avevo Andiamo. Presto, Vale. sono pronto. 2 minuti e ne fatto. Buon. Lo occupiamo Lo occupiamo. e dopo ne esegui altri che io te la. Tutti le qua. Buon. Andiamo. Su canne. Di notte là. Tutti le qua. Subito! Ma andiamo sulla vecchia! Vai. Bravo. Ehi, quella sera! Ma io te lo metti via quella frase. Sempre con i seri mantico! Mamma mia! Mamma mia, ma cosa che questo povero porco! Ma Dio mio! Ma te beverne una, vi prego, lascialo in pace! Povero animale! Mamma Ma ti mia! sa che la quasi da giovane quella piccola, andiamo a bere ancora una! Tutto me consulta questo. Assunta! Prego, ditemi che sarà nervoso che voleva prima! Ma ancora non la devo dire. E dopo ti sa cosa Mario mio? Io che ho visto?
No, se dobbiamo chiamare tutta sta gente, mi lo porto solo sotto scaio, fuori che avrà 100 kg, 120. Ma sta zitto, che ti dici? 4-5 diti dell'adola. Sì, ma mi. Sì, anche ancora. Sì. Guardi lei, non le colpe, che dicevo che avete a mangiare il porco, che avete a mangiare il porco, e sì, ed è tutto il paese mi si riderà che Se col non porco, salga le telenovele, che col porco i cenetti di un quintale. ma ne avrà un puzzaletto. 20, che avrà. Che vergogna. Ma dove? Piccolo, ma dove ti va ti accompagna? Ma Dio mio buono, ma dove ti va accompagna? No, ma come vesti bene? Mi vesti bene. Ah, mica capì che veniamo a mezzo paese, che faremo festa dopo, cosa? Ah, ya sei tu? Sì, col Allora bisogna andare a la marcia, che batti, e tutti gli uomini del paese, e far balli riservati, e via ella. Col porco di un quintale proprio festa faremo. Mai più fortuna in sta famiglia. Andiamo, dai. È fuori. Se non è già per la mezzogiorno, guardi che lo massimo. Che non mi fricca la schiena. Andiamo. Ma cosa ho fatto adesso? Non ho capito. Sa cosa? E lei lo fermo fuori, attraverso. Che ci approntassimo il banco finché sì. Che è venuto Tutto perché... che si annasa le prisione, presto! Ok, ecco. Alle, metti su che tu sei giovane. Guarda, tutto che avevo qua. Se buon che me che venga sta a casa, se buon. Sono tutti i lavori. Guarda che buono. Fatele te! Metti tutto! Io dico mica che la faremo Mario mio, perché sa, quando che viene il professor. Bravo, averto un nato. Che buono. Le bicchieri. Bene, se il pranzo è pronto, Ecco qua che Ma vedo se i può- cani, che aveva i capuzzi. lenta, Sersti, Sant'Antonio, ci avremo un chilo per uomo Mario. Allora, Ma cosa ti fa? mangiamo e premi qua. Ecco. Ecco, che aveva, metteva tutto bene. Ci sentiamo? Sì. Ah, che belli in pace mangiare, senza che ti arrivi su rompere le scatole. Sapete che si sta fermando che auto in corte? Ecco, Cosa c'è? non so, non che auto se viene in corte. Un'auto! Se... Aspetta, no, io non li conosco. Non che panda gialla se. Gialla! Strada Trieste. Gialla! Ah, mia buona! Ma chi sei? Tuo nipote se venuto con quella strazza là, ma che sarà quarta, quinta amorosa. Sì, ancora? Parla, te prego. Ma chi? Franco? Sì! Franco! Presta via tutto, scatta via! Sposta tutto! Ma cosa fai? Via del banco, allora, che la sembra pulenta in Sirski. Quello che la sembra. Mamma mia, non ho mai visto questa roba. Distriga tutto! Mamma mia. Ti friggi e ti puoi lasciare! Se vieni qui in maglia tutto. Dove che metto sta figa di pane? È ancora calda. Mutande, mettila. Mutante! Presto! Fatti le mutande! Mettila dentro! Avanti che viene, avanti che viene. Buongiorno! Bella mia nonna! Ma ti son bella che piacere vederti! Vabbè, non canno siamo qui. Ma ti nasi bene! Oh, per mio nonno! Come se per mio nonno? Ma con questa figlia sul confine sei arrivato! Ma che sono contento che sono arrivato qua! Sai? Guarda che panza che sto dando! Mamma mia! E dove è mia bella zia? Sì, la vogliamo. Ah, zia! Buongiorno! Questi scambi via da me! Ciao bella mia zia, dammi che ti dà un bacetto! No! Dio mio, che Come buoni sei? odori che sei in sta casa! Mamma mia, Franco, che buon che sei! Franco, ma ti vuoi vedere che mi ho capito per ora da pranzo, giusto? Vuole essere madre! Siamo venuti sul pronto? Sì, sì. Oggi non vorrei che cosino! No. Ma questa signorina non so che la è solo bella, la canta un buon naso. Amore, come? Oh, naso di qua! Guardi di qua, guardi di là. Non si tocca sta roba!
A venisse sentare. Su, invece che sei tu. Ma buongiorno! Ecco entro io qua! Sì, ti mancavi. Ma ho visto non so che auto, targa Trieste. E ho detto, ma che meno bene che non sta chi male. No! Anda in casa. Siete tutti bene? Sì. E chi sei mignon? Ma signora Peppina, non mi conosci più? Ma sono il Franco di Trieste. Ma Ma Franco! quella mia Peppina. che Porca bella! piace bene. Ma che te che ha fatto? Hai visto? Ah, ti ha messo un poco su. Ma sei bello. È vero. Ascolti, Ecco, sì, cosa? ma non te ho visto più di tempo. Ah, sono Trieste, non ti può vedermi. E sempre pensavo che ti giocava quella turlota di mia figlia. Insomma, cosa che ti dico, va. E invece ti vedi la vita. Proprio. Invece, questi invece. Invece sei vero Franco? Sì, Proprio di passare le presentazioni con i tuoi parenti, sarebbe che ti sì, allora te le presento qua. Sì. Questa è mia amorosa Morena. E la sede Trieste. Ecco. Grazie. Tutta bella, sì, che va là. Sì, volevo solo precisare una roba che non veniva dopo, insomma, criare in famiglia, il disi amorosa, bugiardo. Presto diventerò moglie, signora. La guardi come che lo usi? La guardi? Oro 18 e lode, la guardi? La vedi signorina, la vedi. Signorina moglie, la seconda. Sì. Ecco, anche Che belli senti questo nonno. guarda che vediamo anche offrire qua. Tutto quello che avevo. Se poco tu adesso... Mi penso, signorina, lei così bella che la si poteva trovare anche qualcosa di meglio. Sa che ha proprio ragione. Signora, mi scusi, lei è la padrona di casa, immagino. Sì. E però come dici, proviamo la nuova banda, andiamo in giro in Istria. La Perché si tavola se tutto servito. E mi disindiamo un giro del passaggio e veniamo man scorlando un po' come secca la sa, Ma dai. ma veramente sto giro non avevo porta niente. Come mai guarda? Pulito me vergogno. Ma non corrono che la sua vergogna, perché quando chiama mio nipote che si spacca tutte le borse di gran pesante. Ma nonna! Cosa c'è donna? Ma sta zitta, mai contenta, non ti sono. Ma sta contenta che ti viene almeno a trovare. Battitelo casa. Ma aspetta che mi domando, ma chi è sta bella piccola qua? Questa bella piccola te messo adesso. Se l'amorosa troppo vicine. del tuo cugino Bruno, ce l'ha portata a casa se Dio vuole. Sì. E come mai che mi non te l'ho visto da queste parti? Che peccato! Peccato di Dio, sì. Pensa a te, quest'urlo così bella amorosa che ha all'uso da comprare la fisarmonica. Pensa, guarda quanti bei tasti. Siete suonare tutta la settimana. La fisarmonica Sì, che da comprare. pensa. Ma veramente sei un sturlo? Franca! Sì, eccomi! Subito qua! Sì, Che bell'aria. Cosa la lavora sta triestina tua? Allora che ne conto? Allora, facciami Franco. Allora, già che le domanda che spiego subito, lo sa. Mi lavoro come sarta, ma non sarta, una come di quelle che c'è qua in Istria, che le usi in salotto. Sono sarta di roba fina, lavoro con la seda e tutto quel che deve fare con l'eleganza, il sa. E pensi che Trieste un tempo, sai vero Franco? Sì, sì. Mi chiamava per nome, Triestina di roba fina, mi chiamava. Sì. Ascolta, già che Sì. ti sono di roba fina, Sì. ti potessi fare una giacchetta del Tarlis? Per cosa? Vedi? Signorina. Sarta di roba fina. Allora, una per niente di qua e quell'altra per niente di là. Allora siamo incalzati. Nonna! Cosa? Ma sta buona!
non sono buona. Signorina Morena. Signorina, sì, presto sarò signora. Sì, la me scusi, signora Morena. Sì. E se un giorno dovessi indrio sposarmi, venirò da lei che la me fa un bel vestito su misura. Sì. Elegante bianco. Nessun problema. Ma te prego, questo Aspetteremo anche. allora Sì. 80 anni? vedi, aveva fame. Guarda, qua avevo appena fatti i zenzchi e la polenta calda, però già mi Ma vero, sì. Zia mia, 2 certi così volete. Franca! Ma cosa avevamo detto? Lanna. Cosa che avevamo detto in banda parlavamo di Trieste fino qua. Parlaimo che se fermeremo per strada. Signora, mi la ringrazio intanto tantissimo, veramente guarda bene. Sì, sì. Non voglio neanche toccare per non rovinare. Ecco, sì, noi non mangiamo grassi, ma Franco dimentica. Sì, sì, avevamo un regime alimentare particolare. La ringrazio comunque. Franco, vammi su in panda, te prego, quei grissini e 2 di mortadella. Io se dico tutto il mangiare, vammi ciorte, prego. E cosa vuole quella roba adesso? Per favore, Franco. Buon vado, vado. Prego. Calma, piccia, calma. Sì, Franco! Sì, amoruccio, dimmi. Cosa sei? Sì. Cosa sei? Sono quelle monade, tutti quei omaggi che avevamo in macchina anche. Ma sei roba usata. Ma ti che presente omaggi, regaletti, quel che ne davo viaggiamo a Cortine ne aveva da che sotto la doccia, la cuffietta anche. Ma se che abbiamo fatto il bagno usato 2 volte. Franco che dovremmo più dare qualcosa a questi tuoi parenti, Ma o non è no? roba usata. Ma per i tuoi parenti andrà benissimo. Ma vado ora. Signora? Avevo dei regaletti per lei che avevo dimenticato, sì, macchinese, savoni, volevo dire saponette, ma roba lussa di via, la sa. In nasa che parlerà che c'è primavera del nuovo, la vedrà che buon. Non so, la darsi sa quei saponette che una lavata già non ti loga più. Altro che noi, sa quei che abbiamo fatto sto primo mese, sa quelle del porco, della pelle del porco. Con quelle crodi, Sì, con la soda caustica, mezzo chilo il capo. un poco di cenere Sì. per che bianca. Quel nasa. Altro che. Comandi? No, niente, no. Niente. Morena cara, se ti dico solo 2 robette alla veloce. Sì. Ti sa, allora ti sono appena venuta, allora Sì. sai coccole. Alle sai coccole, cani, signore, sì. Sai, sì. E c'è tanto coccole che più piuttosto ti diria che quelle 2 saponette ti se le metti in il culo. Ecco. Eccomi amoruccio, eccomi qua. Eccomi. Allora, devo battere il ginocchio. E non ti mi ribalti il vin. Allora devo portare la tua saponetta, Grazie Franco. le cuffiette, Sì. i grissini e anche la mortadella. Grazie, ecco qua. grazie. Ah, Finalmente la mortadella! Ma la sei buona! Ma sono contenta che sei quella di Trieste! Mamma mia, ma la naso non dice e anche niente! quel pistacchio. Perché che non lo abbiamo cubetti? Che molto vino. Mamma mia, buona cara manasa! Ma anche dorano che accompagna la medium. Ma signora, ma cosa la fa? Ma che non mi casca il cuoricino. Ma con le fette contate, ma se mi guardo in mangiare una canovazza, ma per piacere! Ma ne userete mortadella? Ma se fatti con la bocca! Devo appena messa nuova cattiva. Oddio mio, ma la Ma la polenta se cade, la polenta. Sì, Franco, peccato che non potevo mangiarla, se vero? No, non potremo. È vero gulante allora, vero? Sì. Proprio è vero. Vedi, Sì. che donna che ti ha trovato, che presenza, altro che ste giovani che non aveva niente. Vedi? Di che Ma se non ti giurevo prima, chi ti vuole che ti giureva? Te prego. A chi ti pagava i debiti se lui era mio pare? Era povero di Canada. Sì, era in Canada, sì, ma... Oh, gente mia, veramente la brucio su me. Ma sta ragazza, ma la ha problemi? Ma sì, la sei meno pausa. Ma così giovane! Ma non sei normale, non sei! Ma se ti dico in continuo che non la sei normale!
Dai, ma ste buone, ma era la caldo, per questo mico attaccadella, vero? Venga! Vieni subito qua! Come, ma- Vergognoso, brutto! Ma costi, zitta! Ma non parlare così mia presenza! Che mi dà fastidio! È una grande fila, sapete? Gente, vi prego, come Dio, ma posso cavare, posso metterla sul banco? Sì! No, ora un poco sarà finito. Dai, calma. Così, forse invece vuoi parlare così? Mi scommetto che non avevo mai compagno calore fra le gambe! Ela neanche che la metteva su spacca nulla. Che tu stassi così! Ecco. Fedaria che facciano qualcosa in mezzo. Ma non la mia vergogna, te dai! Neanche non ascolta. Ma no, gente, Mi vergogno no. per te. No, le robe se sai semplici. Questa ragazza deve andare a controllo da un ginecologo. È così? No, sì! E ma siamo tanto bravo qua in Istria di voi, un certo, ma non mi ricordo il nome. Strapavukovic! Il mio fiozzo. Ieri, se buon Donne mie, quelle stroppassi ogni buco che trova e ste tente voi quattro non buie perché sta settimana siete qua. Sì. Sì, Franco, mi credo che sia fatto anche tanti piani che non vi è scuro dovessimo mancare. Parole sante. Sì, non mi sento mio agio, un po' forti ne Ma siamo appena arrivati! No, Non perché devo piangere. anche su Radio Capodistria che Bravo. viene una fila mai compagno e tutte controlla. Ma scrivi qua in giornale che si fila sul blog. Precure fiori. A me prego che non viene troppo. Precure. Sì. Alla. Aspetta, avessimo qualcosa, ma per vero se vai dopo sul blocco Sì, non viene. Grazie che sei Scrivi che controlla tutti. Grazie, stemmi bene, saluti. Ma come potevo mandarli via così, senza niente? Io quella gallina che ne avevo, stamattina che ti dai. Ma cosa perché non che dassimo? Ma tu che dassimo? Ma se culo controlla tutto sul tuo figlio. Cosa fai? E ancora problemi. Grazie. Sì, a tante scuole, dica qualcosa, guarda che va via, dica due parole, non qualcosa. Ma cosa che dico? Cosa che dico? Volevo fare una mica di pane! Bella, calda! Unta! Brava! Sì! No, che abbiamo visto abbastanza, se sai popole, veramente. Sì. Vi ringrazio. L'aspetti. Magari domenica prossima torneremo qua. Sì, Dio grazie! State dove? Ora di pranzo come adesso circa. Alla fine le 11 per non sbagliare. Andate, Grazie, Sa. Se ne vedremo! Ciao! Grazie. Sant'Antonio pensavo che non va via mai più. Mettiamo sul banco, se piazziamo. Ma metti, Metti, non la hanno gente mangiato aspetta ieri. Mangiamo. Ma finti la mia. Sant'Antonio, porca mare, questo buon pan qua. Porca ma tutto bruciato, mi povera! povera piccola. La gente bea sarà. Cosa la cena adesso? Aspetta un po', non avevi fame, oh. Fame. Vai. Ma questa roba? Ma adesso vada perché la sappa, beh, ha pulito spuzza. Ma te prego, buttila via, no. Buttila là in quella teccia per il cane. Te prego. Ma sola, mattina, No, guarda come Butta via. Anche sti impizzi dove l'ha messo? Guarda qua che merenda. Mamma mia. Ma non stai mai con la teccia del cane. Sì. Dai Pirone. Sì. Ma cosa c'è? Ma frena! Ma cosa era? Ma dimenticato la messa a pelo di mortadella! Ma che mortadella Ma sono adesso? sicura che resta così in piatto, andiamo ciorla! Mare, mengo e mortadella, andiamo via, siamo già a Franco castello. non sazio nessuno, gite andiamo ciorla! Ma non potremo fare a quanta strada che abbiamo Franco fatto non già. sazio i tuoi parenti! Ma no, dai, ma... Gite andiamo ciorla mortadella! Va bene, Moruccio, sono attenta che non mi incula qualche dunque. Alla, devo.
Mamma Che mia. buono che sei veramente, sapete? Mamma mia! Ancora questo buon pan! La fine del mondo! Tenero. Non me l'aveva Mamma fatto mia. poco, veramente, e combino non può Voleva un poco? È poco anche per noi. Amore mica aspetta in auto. E si scusi come ti nasa? Ma Dio mio per cane! Baroni! Aspetti! Ah, così sta le robe, sì. Bravi, veramente bravi. Bravi, sì, bravi. Franco! Cosa Vieni è? subito qua. Cosa era? C'ho gli ucciai e vieni qua. Ma te da lo me. dico che ti aspetto C'ho io. gli ucciai e vieni qua da me. Porca Ecco qui, madre. bravi parenti istriani, sani, genuini, pronti per aiutarti, lavorenti, ma i compagni ti chiedono in idea di mangiare e tutto, carica panda, dove metteremo tanto? Su sul portapacchi. Ecco, guarda che brava gente. Sono proprio arrabbiata, sapete che penso? Non vedi neanche il calendario del frate indovino di sto anno? Credo proprio di no. No. Sai cosa che penso? Credo che mi cavarà a mangiare anche quella mesa feta di mortadella. No, Morena! No. Tua suocera, tua zia, la sai cara, te l'ho Sai. detto che la sai cosa, Brava. e l'ha detto, mettiamo che ne parte quella pizza, quella fetta di mortadella, sì, metti che l'ha intesa del cane. Ecco tesoro mio, guarda, ecco, quanto c'è la tua fetta di mortadella? Vergognesse tutti quanti, vara. Ma Franco, dica qualcosa, dica. Fate valer. Ma per vero sa, tutti qua di sto disgraziato fino a sto ultimo qua che ti inclusa, Ti piace? tutti se potete vergognare e soprattutto ti nonna. Scondere il mangiare al tuo unico nipote. Ma io non posso credere. Ti venirà invece bacuca ancora, ti si arriverà a cambiare il pannuzzo, vedremo chi ti cambierà pacca. Grazie Ale, dopo che ti sono via. Mi stimo. Ma Scusa, vergogni sai te. come che si dice di noi? Forte, bene, Per chi porta! Non avete niente! E fuori di qua! Lascia la porta! Ma cosa sei tutto sto mamma mia! E pareva! Io stai male! Ah, La croce rossa che c'è! Ce l'ate portata via. Cosa è tutto sto? Sentite, c'ho te anche casa, ciapa. Mamma mia, che buon di Dio! Ciughere Bettina, ciughere! Anche mi sento un poco con voi. La Guarda, vedrà che sti belle fusi, luganiche. la vedrà che fusi che ha fatto! Non ti eri di qua? Mamma mia che buon che è tutto! Ecco, ti vedi? Disperata, Franco. Ma guarda, per vero che disgraziati. Oh, cosa sei qua? Guarda, vedo delle luci là basso. Anche a me mi State fa. preparando un repechin. Aspetta, non che vedo me. Ma lei taglia persutto mi vedo. Ma se la preside che la taglia al persutto, che Mamma brava qui mia. affettati. Vero sì. Demo, là se faremo una magliata. Ah, Sapete ben che accetti. sa che quando andiamo, Franco, andiamo, ti prego, amore. Con te! Per un momento. Non siamo tanto cattivi, no. Vignin qua. Sentevo qua anche a voi e sapevo gli altri cosa. Non fassimo bene un inchino e che finimmo sta commedia e che tutti quanti vero, sì, bene. Tutti insieme. Andiamo! Adesso una cosa faremo dopo mangiamo in commedia. pace. Proprio così, eccola. Eccole qua! Eccole qua. 1, 2, 3, oppa!